Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Che cosa sta succedendo in Europa sull'immigrazione? Punto interrogativo? No, noi dovremmo dire punto esclamativo. Guardate, se c'è qualche cosa che dà fastidio sotto il punto di vista del dibattito politico e più in generale del come ci si pone all'interno di una società, all'interno di un contesto organizzato, è l'espressione vecchia come vecchio il mondo, ossia ma noi ve l'avevamo detto. Ebbene, sì, può dispiacere utilizzare questa espressione da parte nostra, da parte del centrodestra, da parte soprattutto della Lega, ma noi avevamo avvertito in tempi non sospetti l'Europa, avevamo già spiegato all'Europa a che cosa si poteva andare incontro utilizzando sempre l'Italia esclusivamente come front office, così la possiamo definire, di tutto quello che riguardava l'immigrazione in giro per il continente africano e in parte anche per ripristinare delle richieste di aiuto e farle poi convertire in richieste di regolarizzazione provenienti dal mondo anche islamico. Beh, noi abbiamo detto da anni, guardate che l'Italia non può essere definita alla stregua della Grecia e adesso paradossalmente anche della Spagna come il posto di primo approdo, e perché poi oltre al posto di primo approdo, se ci continuano a spiegare, e noi possiamo anche essere d'accordo, che noi siamo inseriti all'interno di un contesto di 27 paesi dell'Unione Europea, non è che lo siamo inseriti soltanto per dare, e dovremmo essere inseriti anche per ricevere. Ricevere che cosa? Quelle che sono delle solidarietà di carattere economico, politico, istituzionale rispetto ai fenomeni che abbiamo denunciato ormai da tempo e che adesso sono gli occhi di tutti e adesso diventano delle priorità da una parte per Sanchez e dall'altra, anche se con sfumature, sottolineature diverse, dello stesso Merz in Germania. Ma riavvolgiamo un po' il nastro, che cosa è accaduto? 2 settimane fa c'è stato quello che noi potremmo definire un vero e proprio eccidio politico. Non sarà forse un reato, ma lo vogliamo definire senza mezzi termini un atto di pura criminalità politica internazionale, portato avanti da parte di Sanchez, che d'amblè, senza consultarsi con gli altri 26 partner dell'Unione Europea, fa una dichiarazione e si rende conto che è sotto nei sondaggi per gli scandali che coinvolgono lui, la sua famiglia, anche il governo sempre di sinistra che lo aveva preceduto, e allora per recuperare qualche cosa, per recuperare i voti in libera uscita, che cosa fa? Dice: beh, siamo pronti a regolarizzare 500.000 persone. A quel punto si scatena il putiferio. A quel punto a Ceuta, che è questo avamposto spagnolo che si trova in Marocco, ma che è di titolarità sotto il punto di vista del diritto internazionale della Spagna, e
Ceuta viene presa d'assalto, perché è chiaro che il miglior modo per entrare all'interno dell'Europa è entrare in un paese dell'Europa, è entrare in una propaggine, in un protettorato, in quella che può essere un'appendice, e non un'appendicite naturalmente, e della stessa Spagna che si trova a qualche centinaio di chilometri dal confine, ma che di fatto va ad essere assoggettata alle stesse regole del diritto comunitario. Che cosa avviene? 141 persone perdono la vita tra respingimenti, tra annegamenti, tra messe in pericolo della propria incolumità, della propria sicurezza, anche minori, soprattutto 141 persone perdono la vita per questa follia, per quella che per noi rimane una questione di vero e proprio crimine politico, non crimine penale, eventualmente ci penserà l'autorità giudiziaria a giudicare quello che è avvenuto, ma crimine politico di carattere internazionale per cercare di convogliare, per cercare di fare captazio benevolenze su 500.000 nuovi potenziali elettori di Sanchez, per cercare di sostituire, di surrogare quelli che ormai non lo vogliono più alla guida del paese iberico. Ebbene, quando qualcuno della sinistra, i soliti soloni, i soliti ripetenti in geografia dicono: ah, ma voi non sapete che Ceuta si trova in Marocco, quindi come si fa a dire che confina direttamente con le nostre coste? E questi personaggi sono completamente digiuni, oltre che di diritto internazionale, probabilmente anche di geografia, essendo stati grandi ripetenti nella terza elementare o in quarta elementare, quando normalmente gli altri la geografia la studiavano, ma soprattutto non sanno che la porta d'ingresso all'interno dell'Unione Europea oggi non è una sola, ci sono centinaia di porte d'ingresso sparse ai confini dei 27 dell'Unione Europea, perché avere ingresso ed avere cittadinanza o avere la regolarizzazione del permesso di soggiorno in uno dei 27 paesi significa averla contemporaneamente negli altri 27 paesi. Che cosa avviene? Nel corso delle ultime settimane c'è un atto doveroso da parte del nostro governo che sospende Schengen. È prevista la possibilità di sospendere Schengen per 30 giorni laddove ci siano delle condizioni di sicurezza che vengano meno per il mantenimento delle frontiere aperte, delle frontiere libere nei confronti degli altri paesi, e si vuole soprattutto verificare se attraverso una regolarizzazione estemporanea, folle, subitanea da parte della Spagna di questi 500.000 stranieri, e ci possa essere qualche infiltrato che magari faccia da riferimento a movimenti jihadisti e a movimenti comunque di estremismo islamico, o più in generale di terrorismo di carattere internazionale, che possano mettere in pericolo e a repentaglio la sicurezza all'interno della nostra Unione Europea, ma soprattutto all'interno del nostro paese. Quindi il nostro governo bene ha fatto a sospendere Schengen per 30 giorni, anche altri paesi si avviano a farlo, ma comunque non ha fatto altro che azionare una clausola di salvaguardia, una clausola di sicurezza prevista dai nostri trattati internazionali dell'Unione Europea. E a quel punto non comprendiamo per quale motivo però la Spagna, anzi, pardon, la Spagna è un'altra cosa, Sanchez, questo alfiere della sinistra moribonda, perché poi di questo stiamo parlando, a livello europeo, questo ultimo baluardo della sinistra che fu, e che cosa fa? Dice, beh sì, allora se l'Italia sospende Schengen, adesso per i cittadini che provengono dall'Italia e devono entrare all'interno del confine ispanico, del confine iberico, a questo punto c'è la necessità di fare una verifica più approfondita, una sorta di ritorsione, così l'avrebbe definita Aranjo Ruiz nel suo trattato di diritto internazionale, ma queste ritorsioni, che poi sono mezzucci, possiamo dire, di bassissimo livello, non dovrebbero far parte di quello che è il vademecum, e soprattutto di quello che dovrebbe essere il patrimonio di diplomazia, il patrimonio di carattere anche giuridico internazionale, che dovrebbe essere sempre immediatamente consultabile da un capo di Stato, soprattutto da un capo di governo di uno dei paesi latini, con i quali l'Italia ha avuto sempre eccellenti rapporti, non fosse altro che possiamo essere definiti
cugini latini, dal momento stesso in cui però Sanchez ha iniziato questa battaglia da solo contro il resto del mondo, autoisolandosi ancora di più dopo le vicende giudiziarie di corruzione che hanno visto travolte persone a lui molto vicine, ha pensato bene di fare una sorta dell'ultimo dei Moicani con i soldi però degli italiani, con i soldi del resto d'Europa, e questo non è ammissibile. Che cosa avviene? Dopo alcuni giorni in cui questa materia, quella dei migranti e degli immigrati, in qualche modo diveniva di fortissima, per non dire anche di tristissima attualità, e dall'altra parte della cortina, come si utilizzava una volta una vecchia espressione quando c'era ancora il muro, stiamo parlando di Berlino, stiamo parlando comunque di altri nostri partner dell'Europa comunitaria, che cosa avviene? Ad un certo punto la Germania di Merz dice all'Italia: dovete prepararvi a riprendere 340.000 extracomunitari che sono entrati tramite l'Italia all'interno della Germania e da 4 anni ancora non sono stati regolarizzati perché sono in piedi delle procedure di verifica relativamente al visto o comunque il permesso di carattere umanitario, di carattere più politico che non sostanzialmente economico. L'Italia bene ha fatto a rispondere nel corso delle ultime ore: sì, è vero che dal 12 di giugno una postilla al trattato, i nuovi accordi prevedono che tutto questo si possa fare, riportando indietro le persone che dopo il 12 giugno, non prima del 12 giugno, sono entrate utilizzando l'Italia o la Grecia come porto d'approdo e poi si sono sparse in giro per l'Europa, ma tutto questo non ha nulla a che fare con i 340.000 che prima e non dopo il 12 giugno sono entrati e hanno richiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per motivi politici e non per mere regolarizzazioni rispetto a immigrazioni clandestine o comunque anomale. Quindi su questo dobbiamo essere sicuramente tranquilli, sereni, perché questa norma che abbiamo anche approvato noi non più tardi come vigenza del 12 giugno di quest'anno può riguardare soltanto il nuovo e non il vecchio. Non è che noi possiamo farci carico della regolarizzazione poi di chi. E qui, come si suol dire, andiamo a inserire il dito nella piaga. E sì, perché l'interpretazione logica, sistematica, soprattutto una interpretazione razionale di questa norma vuole, e di questi accordi, vuole che in realtà da questa possibilità di restituzione, tra virgolette, di quelle che sono le posizioni di soggetti non in regola, da questo paniere debbano essere escluse necessariamente, questo è quello che stiamo sostenendo in queste ore, le posizioni di chi però è entrato all'interno dei nostri paesi, quindi ha utilizzato il primo approdo, e su ONG, su organizzazioni non governative battenti bandiera tedesca. Ma questo sarebbe un non senso, cioè che cosa avviene? Che ci sono organizzazioni, aziende, non certo filantropi, che fanno il carico di stranieri, battono bandiera tedesca, battono bandiera quindi germanica, e che cosa fanno? Pretendono poi di utilizzare le nostre coste e la nostra economia, le nostre scuole, la nostra sanità, tutto ciò che può riguardare le provvidenze di carattere pubblico e statale, per finanziare quelli che sono progetti di mera speculazione, perché ben vengano le organizzazioni non governative davvero umanitarie, ma quelle che speculano sulla pelle di diseredati, sulla pelle di sfortunati, tutto sono tranne che organizzazioni legali, lecite, e dovrebbero avere altro trattamento sanzionatorio, altro trattamento di censura all'interno di quelli che sono i singoli ordinamenti dell'Europa dei 27. E allora la sintesi di tutta questa vicenda la possiamo così definire. L'attuazione di quella che è la esecuzione del trattato e soprattutto la novella che è entrata in vigore il 12 di giugno, con la decisione da parte
di Merz di portare avanti i respingimenti altro non sono che l'altra faccia della stessa medaglia della situazione che in questo momento è stata generata da parte della sinistra spagnola, quindi da parte di Sanchez e compagni, perché non rendersi conto che ad ogni azione corrisponde una reazione spesso uguale e contraria, e non è fisica, è politica, è diritto internazionale, è diritto comunitario, significa essere digiuni della possibilità di governare un grande paese come è e rimane la Spagna. Quindi noi continueremo ad essere sicuramente grandi alleati e grandi amici della Spagna, così come della Germania. Siamo sicuri che le nostre economie debbano andare avanti insieme, siamo sicuri che la postura dell'Italia in questo tavolo internazionale è cambiata magistralmente e soprattutto in modo copernicano nel corso degli ultimi 4 anni. E però a questo punto o le grandi scelte che riguardano le politiche migratorie vengono prese, debbono essere prese allo stesso tavolo tutti insieme con un riparto di responsabilità, di competenze e soprattutto di oneri, oppure chi lo fa da sé e poi è giusto che paghi da sé soltanto il conto senza addebitarlo agli europei e soprattutto agli italiani. Buona settimana a tutti. Avete